questo evento che noi abbiamo voluto dedicare alla sollecitazione della vostra solidarietà per il disastro che si è verificato in Sardegna, come tutti sappiamo, esattamente 2 mesi fa. Il cataclisma naturale ha colpito luoghi e popolazioni. È un evento che non possiamo solo addebitare alla natura maligna e ingannevole, come direbbe Giacomo Leopardi. C'è anche la collaborazione, purtroppo, e la partecipazione dell'uomo quando si verificano questi eventi, perché l'uomo non ha saputo per tempo porre attenzione ai luoghi, all'ambiente, alla stessa natura. E questa grave responsabilità che c'ha l'uomo, noi in Sardegna la possiamo classificare dicendo in questo modo: che l'uomo somine non ha utilizzato usaderla. Utilizzare è una bellissima parola che vuol dire porre attenzione, porre cura, porre amore per la natura, per l'ambiente che ci circonda. E quando somine non utilizza la saderla, si verificano anche quelle cose. Fortunatamente l'uomo ha anche la capacità di porre rimedio a questi disastri e ha anche la capacità di alleviare le sofferenze delle persone colpite. E lo fa in diverse occasioni. Una delle occasioni per porre rimedio a questo disastro, che anche l'uomo ha contribuito a provocare, una delle occasioni è questo incontro. Noi come Associazione dei Sardi di Roma, ma come hanno fatto praticamente tutti i circoli dei sardi in Italia e nel mondo, tutti si sono mossi con prontezza e con generosità per raccogliere fondi e anche beni materiali da inviare in Sardegna. E poi ringrazio in maniera particolare l'ispiratrice di questo incontro, che è qua accanto a me, ed è Daniela Sabatini. Daniela Sabatini è la responsabile, assieme alla sorella, di un'associazione che leggete qua sul Libertino, è l'associazione Vivere in Musica, è una musicista, è un'esecutrice, e con questa iniziativa da loro realizzata, loro intendono nel corso del millennio, infatti si chiama millennio, realizzare dei festival musicali, di musica religiosa, che sono tutti dedicati alla memoria di Papa Giovanni Paolo II. Quindi grazie Daniela, perché lei ha avuto l'idea, lei mi ha proposto, lei ha un grande amore per la Sardegna, perché poi ho scoperto che la sua nonna paterna è sarda, no? Di Maccomè, e lei ha dedicato musica, ha scritto musica, ha composto musica, tra l'altro uno dei particolari interessanti di questo incontro è che dopo il concerto della corale polifonica a seguire saranno eseguite tre canti realizzati da Daniela Sabatini e sono dedicati alla memoria della beata. Il primo canto è un essensato che è stato ispirato proprio dalla tragedia dell'alluvione di Sardegna del 18 novembre, quindi è un canto dedicato a tutte le vittime di questa alluvione e che alterna appunto la parte latina con anche questa invocazione Sardigna Mea che conclude la composizione. Gli altri due canti sono tratti dalla messa Tunum Sint per la Beata Maria Gabriela Saghedu dell'Unità
della quale in questo anno ricorre il centenario della nascita. È particolarmente significativo che proprio oggi, alla vigilia della settimana di preghiera dell'unità fra i cristiani, venga eseguita in prima esecuzione questa messa, o almeno due parti di essa, che sono il Kyrie, dove vengono anche qui alternati dei brani in latino al Piedade e me in sardo, e poi l'inno, questo in italiano, alla Beata Maria Gabriella dell'Unità, Tunum Sin. Soltanto questo per sottolineare ancora una volta la presenza di Vivere Musica, che quest'anno festeggia fra l'altro il suo 30° di fondazione, sempre nei momenti in cui c'è da fare del bene, concretamente oltre che spiritualmente. Mia sorella Raffaella e io siamo, oltre che musiciste, io pianista e lei violinista, siamo anche terziarie francescani. Quindi il nostro cuore è lì dove c'è veramente da fare del bene. E la Sardegna, che è sempre nel nostro cuore, doveva assolutamente essere al primo posto in questo senso. Abbiamo aiutato le vittime dello tsunami nello Sri Lanka, le vittime del tifone nelle Filippine, siamo stati a favore di tante associazioni benefiche, fra cui la Peter Pan, eccetera. Abbiamo fatto tanto bene anche con Emergency, eccetera, tanti concerti fatti per fare del bene. Questo festival stesso, Millennium in Musica, che attraverso la sua realizzazione di concerti tutti a ingresso libero e gratuito nelle più belle basiliche e chiese storiche di Roma dal 99, vuole aprire veramente a tutti le porte della grande musica e quindi dare la possibilità a tutti di assistere gratuitamente a concerti bellissimi di musicisti da tutto il mondo, cori, orchestre, solisti, musica tradizionale, eccetera. È un invito a fare del bene spiritualmente, perché il bene che può dare la musica come consolazione, come benessere spirituale è altissimo, e ha anche il valore morale che può avere nella crescita dei giovani. E questo è un altro impegno che mia sorella e io abbiamo. Da qui anche la nostra associazione Tunum Sin in musica, in cui si è uniti tutti coralmente nel mondo per fare del bene attraverso la musica. Oltre alle altre associazioni che noi abbiamo fondato e abbiamo, Strumenti di Pace, Musicisti Senza Frontiere, che porta il nome del nostro patrono spirituale e grande patrono celeste, il santo, che questo era Papa Giovanni Paolo II, che abbiamo avuto l'onore di conoscere personalmente, davanti al quale abbiamo rappresentato la musica e i musicisti, e che tuttora benedice dal cielo questa nostra opera. Io ringrazio tutti voi, ringraziamenti aggiungo quello al dottor Masia, che così generosamente ha risposto a questa mia chiamata, e ci siamo trovati in perfetta sintonia per realizzare questo concerto, per fare del bene alla Sardegna e per non isolarla in questo momento. Quindi è veramente un atto d'amore che ci auguriamo di ripetere anche per poter far sì che queste popolazioni della Sardegna possano veramente ritornare con il loro coraggio e la loro fierezza, e queste sono le doti caratteristiche del popolo sardo, che mi ritrovo anch'io, possano veramente andare avanti con orgoglio, con gioia, con speranza verso un domani migliore. Grazie a voi tutti e buon concerto. Io leggevo qua e parlavo prima con Neve De Giovanni, che è presente, ringrazio anche la presenza del padre Jean Colici e il nostro amico sacerdote polacco, che porta avanti la causa della beatificazione di Elisabetta Sanna, e nella sua chiesa abbiamo organizzato anche una messa, abbiamo raccolto un po' di fondi per fare quel gruzzoletto di cui vi parlavo. No, notavo che la beata Gabriella Salita, di cui sinceramente non sapevo niente, è morta giovanissima, a 25 anni, quindi approfondiremo. Ed è nata ad Orgali. Ed è sepolta e riposa a Vitorchiano, dove mia sorella e io abitiamo. Ecco. Noi stiamo a 100 metri di distanza da dove riposa la Beata Maria Gabriella. Pensate, c'è voluta una di Vitorchiano per ricordarci la figura, pure genovese, per ricordarci la figura di questa ragazza, era una ragazza, 25